Venerdì 31 luglio, Sant'Ignazio di Loyola. È il 212° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 153 al termine. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:42. La luna si leva alle 21:41 e tramonta alle 7:34. Al nobile Giorgio Querini viene proibito l'uso dello stemma di famiglia, vietato dal 1310 a causa della famosa congiura compiuta dai suoi antenati assieme a Baiamonte Tiepolo. Come si vede, le autorità veneziane avevano la memoria lunga. Le previsioni per domani: in pianura iniziali locali annuvolamenti medio-alti seguiti da cielo sereno, salvo locali annuvolamenti verso sera sulle zone interne. In montagna inizialmente ben soleggiato, dalle ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi, specie sulle Dolomiti. Precipitazioni, dal pomeriggio aumento della probabilità di rovesci e temporali sulle zone montane, specie sulle Dolomiti, dove saranno a tratti diffusi nel pomeriggio sera. In serata, locali fenomeni di instabilità potrebbero sconfinare sulle zone pedemontane o interne della pianura. Temperature senza notevoli variazioni, salvo locale ulteriore aumento nei valori minimi in pianura.